Buongiorno, bentrovati a Compro Siciliano Live. Come sempre il nostro appuntamento ci porterà a scoprire le meraviglie della Sicilia e quest'oggi ci dedicheremo all'arte, alla musica, ma anche al sociale, perché questo è quello che viene fatto da tantissimi anni in un quartiere particolare della città di Palermo. E allora è con tanto piacere che possiamo dare il benvenuto ai due ospiti che ci terranno compagnia quest'oggi a Compro Siciliano Live. Arrivano Francesco Di Giovanni, il coordinatore generale dell'Associazione Insieme ONLUS, responsabile della comunicazione, quindi siamo con il centro Tao, ci troviamo alla Gisa, nel quartiere Gisa, nel cuore di Palermo. Ben arrivati. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Eliana, grazie per l'invito. Allora, grazie a voi per tutto quello che avete fatto, perché Francesco, dobbiamo raccontare qui qualcosa che nasce tanti anni fa e che continua ad andare avanti. Io ho un ritorno, non so se qualcuno di voi due ha acceso un volume un po' troppo alto, che prima non avevamo, ok. Partiamo dal centro, il centro Tau. Come nasce? Quando nasce? Cipressi da allora presta le sue attenzioni ai bambini, ai ragazzi e ai giovani del territorio. È un centro che vuole dare opportunità in una zona di Palermo dove ai bambini vengono negati per le condizioni economiche e sociali nelle quali si trova il nostro territorio. Quindi una presenza generativa che valorizza tutto il capitale sociale presente sul territorio. È un lavoro che continua ad andare avanti e parlarne in questo momento è sicuramente ancora più importante, perché è un momento in cui questo famoso distanziamento sociale che serve a salvaguardare la nostra salute può creare degli altri vuoti gravissimi. Certo, noi non ci siamo mai fermati, abbiamo rispettato sempre le regole che lo Stato, la Regione e il Comune ci hanno dato e abbiamo utilizzato tutti gli spazi di opportunità che la normativa prevedeva, soprattutto dal momento in cui il governo ha deciso di dare un'attenzione particolare alle opportunità educative dei ragazzi, per cui da giugno dell'anno scorso abbiamo riaperto gli spazi del centro Tau ai bambini, lavorando per piccoli gruppi, differenziando le attività. La cosa importante era riprendere un contatto, riprendere gli stimoli in presenza ai ragazzi e dargli poi le giuste spinte per poter ritornare a creare. Il nostro obiettivo è proprio quello di favorire la comunicazione dei ragazzi e quindi dare loro voce. Una voce anche che racconta le fatiche che si fanno nel quotidiano, ma soprattutto i sogni e desideri che nonostante il periodo difficile caratterizzano la vita dei bambini, sia i bambini e quindi nella proiezione a crescere anche in un periodo come questo. Periodo non facile, Marco, per portare avanti questo lavoro, però si raccolgono oggi anche i frutti di quanto seminato. Certo, si raccolgono, diciamo, purtroppo molti percorsi si sono rallentati nel tempo e quindi li stiamo riprendendo e speriamo di riprenderli in maniera più efficace già durante l'estate. C'è stato un rallentamento serio, ma la nostra azione è proiettata su una implementazione, su uno spazio che ci vedrà impegnati nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, con Rai Ragazzi. Stiamo già programmando una serie di iniziative che partiranno già a giugno. Il 24 saremo in collegamento diretto con Giffoni per presentare un nuovo video sulla storia dei 50 anni del Giffoni e poi ci ritroveremo come hub del Giffoni a luglio, quindi una sede periferica della grande giuria dal 21 al 31 luglio, ci ritroveremo poi a novembre con Rai Ragazzi per celebrare il trentennale dell'approvazione da parte del Parlamento dei diritti dell'infanzia. In tutte queste attività i protagonisti saranno i ragazzi non soltanto perché ci saranno
e già è un aspetto importante, ma soprattutto perché in quell'occasione porteranno la loro voce, le loro idee e soprattutto delle espressioni creative. Per noi le attività sono sempre state un'occasione, un'opportunità per dare voce e per rappresentare nel presente i loro sogni. Anche la musica è protagonista di questi progetti. Possiamo parlarne anche con Marco? Certo, allora diciamo che il centro Tau è davvero un'officina creativa e qui si lavora su tutti i fronti culturali e creativi. La musica è stato sempre, diciamo, uno degli elementi centrali all'interno delle attività del centro, sia per la quantità appunto di laboratori musicali legati appunto agli strumenti, ma anche diciamo al canto che sono stati svolti negli anni. Ma da un anno diciamo siamo anche un'etichetta discografica, Z-Sound appunto, con l'intento e l'idea appunto di valorizzare i talenti. Z-Sound, lo voglio sottolineare perché questo sound della Gisa che viene fuori. Esatto. L'idea appunto è quella di valorizzare, diciamo, chiaramente i talenti e la creatività giovanile. L'anno scorso, come ricordava poco fa Francesco, abbiamo prodotto per l'inno dei diritti, che appunto è stato un brano scritto dai giovani del Centro Tau e cantato, ecco, dai bambini delle diverse scuole del quartiere che fanno parte appunto del nostro coro, brano che è stato appunto commissionato dalla RAI. Quest'anno invece, diciamo, è stato prodotto questo primo pezzo che spero che sentiremo dopo, che si chiama appunto I Love Palermo, di cui magari ne parleremo anche dopo, e rappresenta anche quello lì, diciamo, un passo per noi davvero importante, perché è nato dalla collaborazione con il musicista Giaca, che ha tenuto appunto un laboratorio lo scorso anno di musica rap e reggae, all'interno del quale appunto hanno partecipato diversi giovani che hanno appunto scritto questo brano, lo hanno poi inciso e ne è venuto fuori anche un videoclip realizzato tra l'altro da un giovane videomaker del Centro Tau, che è Matteo Di Fiore. Quindi diciamo il nostro centro ha l'obiettivo, ecco, di valorizzare quelli che sono i talenti a 360 gradi, quindi da un brano musicale è nato poi il video realizzato appunto dagli stessi ragazzi, appunto da Matteo in collaborazione con Clara, che è un'altra ragazza appunto che fa parte del centro. Quindi si mette in moto davvero un processo creativo a 360 gradi che parte dalla musica ma arriva appunto anche al video. Da lì poi diciamo in realtà abbiamo negli anni sperimentato diverse attività legate appunto ai media, quindi non soltanto musica e video, ma anche la radio, ad esempio. Lo scorso anno è stata creata, diciamo, da un po' di anni, ecco, che c'è una redazione giovanile all'interno del Centro Tau, che è quella di Yam Online, che è appunto un sito e un portale in cui i ragazzi si sperimentano sia con la scrittura sia con il video, ma anche appunto con la radio. E l'anno scorso appunto questo gruppo di circa 20 giovani ha prodotto 30 podcast in cui ha raccontato sia il periodo in cui stavano vivendo, e quindi diciamo il momento del lockdown, ma insomma si sono sperimentati raccontando veramente di tanti aspetti ed elementi, tra l'altro appunto seguiti da Vincenzo Canzone, speaker appunto di Prima Radio, e chiaramente anche vostro. Io compro siciliano con Sicilian Air il giovedì sera alle 21:30. Approfitto del tuo assist per ricordare che giovedì sera, come sempre, ci sarà il consueto appuntamento live dal MOV di Palermo. E Vincenzo è sempre pronto quando ci sono cose importanti che vale assolutamente la pena sostenere, lo conosciamo bene. È stata una guida davvero per i ragazzi, perché insomma con Vincenzo è nato un confronto costante, e quindi diciamo anche lì, cioè, i giovani hanno seguito anche un percorso diciamo anche professionalizzante, perché la cosa importante è quello di mettere i giovani a contatto con dei veri e propri professionisti dei vari ambiti, come lo è Vincenzo nell'ambito radiofonico, Giacomo appunto nell'ambito musicale. Siamo sempre attenti, ecco, a scegliere i tutor giusti. Abbiamo un video da guardare insieme, abbiamo anche però il nostro spot, quindi io chiederei al nostro Nicolò Acquisti in regia di mandare un attimo lo spot di Io Compro Siciliano, che ci racconta il meglio del marketplace siciliano in pochi secondi, e quando torneremo vedremo questi video che ci faranno vivere ancora di più il Centro Tau.
Allora, abbiamo parlato di questo brano, ascoltiamolo insieme, vediamo questo video che è stato realizzato dai ragazzi, così poi lo torniamo a commentare. Palermo. Ogni angolo di questa città ci parla di storia, di miti, leggende. Palermo City, Capellaio Marco, onda per il 2020, Gamma Giaca, ok. Ehi, Centro Tau, qui presenti, ok. Palermo, ehi, Palermo, Centro Tau, Rimo su Palermo, sangue e cuore sul quaderno, mentre nella mente scorro scene come sullo schermo. Ed nell'averno, tutto il movimento, lasciamo un segno nel mondo. attaccato all'asfalto con la colla, si girano tutti se li compa. Sta città è piccola e ogni cosa che fai poi ti ritorna. A volte mi piace, a volte ho il mal di mare come in una giostra. Sembra Palermo sta bella città, venica, si ti va, trovi gente che parla, la canta, tutto bello sulla Sicilia, senza tanta paura e non manca mai l'amore perché Palermo. mi chiamo Scasso, quando dipingo mi rilasso. Ogni giorno do il 100%, sparo luce sul cemento. Questa città sinonimo di paradiso e inferno. Palermo, I love Palermo, I love the way to dance. Mi sento come se fossi nato qua. I love Palermo, I love the way to dance. Mi sento come se fossi nato qua. I Love Palermo, abbiamo appena ascoltato il brano e visto il video realizzato dalla Get Up Crew, questo è il nome di questi giovani del Centro Tau riuniti a ballare, a cantare, ma sono bravissimi. Sì, intanto io vorrei citarli tutti: Alessia, Melina, Emanuele, Jenny, Stan Blaze, Ayman e Alessandro, e appunto che hanno realizzato questo pezzo insieme a Giaca, e da cui appunto poi è stato realizzato il video, che come vedete appunto non è una Palermo da cartolina quella che rappresentiamo, ma diciamo abbiamo cercato, ecco, di mostrare anche la Palermo delle periferie. Il video, che comunque il pezzo appunto, come dire, fa emergere sicuramente il potenziale creativo dei ragazzi, e soprattutto anche la capacità di scrittura, perché diciamo ora non abbiamo sentito tutto il pezzo, però è in 3 lingue, nel senso comunque in italiano, in inglese, ci sono anche delle strofe in siciliano, quindi è veramente un mix multiculturale e multilinguistico, è diciamo un grido d'amore che parte dal quartiere della Zisa e si estende a tutta la città. È un po' questo il messaggio che vogliamo lanciare con questo pezzo. Per chi volesse riascoltarlo questo brano, dove lo si può trovare? Allora, intanto vabbè, chiaro, intanto siamo felicissimi perché è stato lanciato la settimana scorsa su YouTube, e davvero le visualizzazioni sono volate nel giro di pochissimo, quindi diciamo questa è stata veramente una grandissima soddisfazione, merito anche del lavoro di squadra, diciamo con Giaca e con tutti, diciamo, gli altri giovani. Dopodiché il pezzo è disponibile su tutte le piattaforme, quindi streaming su Spotify, ma anche su Amazon Music e su iTunes, quindi può essere anche acquistato all'interno dei principali store digitali. Questo ci tenevamo a sottolinearlo per dare ancora più valore a quanto fatto da questi ragazzi straordinari. Però torniamo al centro, abbiamo un altro video che ci fa vivere anche le altre attività con gli altri ragazzi che animano il centro. Ora non si sa più che tempo torneranno presto ad animare il Centro Tau, e noi speriamo il prima possibile. Vediamo quest'altro video.
una casa il centro tavolo, è la casa di tutti, Francesco. Beh, l'obiettivo era proprio quello di renderla casa di tutti, soprattutto una casa a colori in un quartiere grigio. Questa è la definizione che ci ha dato qualche anno fa un famoso regista Bianchini, entrando al nostro centro e passando dalle nostre strade. Ed è proprio quello che volevamo, quello che stiamo costruendo, dare la possibilità di navigare attraverso il centro, le esperienze che portiamo, diciamo, i sentieri dell'arte, della cultura, delle nuove tecnologie. Abbiamo investito molto con i nostri sostenitori per creare un centro dove le opportunità date a questi ragazzi sono delle opportunità, diciamo, anche avanzate sul piano tecnologico. Cioè, dobbiamo entrare al passo con quello che è il processo di crescita culturale, tecnologico e artistico che si sviluppa in Italia. La Sicilia non può rimanere indietro, e questo penso che colleghi la vostra esperienza alla nostra. Si compra siciliano perché si produce siciliano, perché si produce bene, perché E si produce abbiamo bene una qualità, soprattutto. una storia, siamo pronti a impegnarci perché quello che facciamo non sia soltanto un prodotto, ma sia espressione anche di una cultura, di una storia, degli odori, dei profumi, del sentire siciliano. E questo è quello che noi cerchiamo di fare nel nostro centro, dove la sicilianità è anche una componente importante, ma anche l'interculturalità è una componente importante. Questo brano ha 3 lingue, ma noi siamo stati qualche anno fa al Cairo in un festival internazionale dove i nostri brani cantavano in italiano, in francese, in inglese, in arabo, in napoletano, perché non dimentichiamo che soprattutto nei nostri territori anche questo tipo di canto, il neomelodico, La musica ha neomelodica va per la maggiore, esatto. spesso viene criticata per l'uso che qualcuno ne fa, ma sta nelle nostre corde, nel nostro sound. In questo ricordo, diciamo, c'è Giaca ci ha dato un grosso contributo con questo brano, ma abbiamo anche Mario Crispi degli Agricantus che collabora molto con noi e che ci aiuta proprio a lavorare sulle musiche che vengono dal mondo. Cioè, la Sicilia è proprio questo, c'è un'isola che sta in un mare che si chiama Mediterraneo. Proprio qualche giorno fa, leggendo una riflessione di De Luca, lui sottolineava che il Mediterraneo era definito da Omera come strada liquida. Ecco, noi siamo in una strada liquida. In questo momento siamo in un momento di difficoltà perché questa strada liquida si è fatta, diciamo, un po' grossa, è difficile forse da navigare, non ci consente o vorrebbe non consentirci di incontrarci nelle culture, nelle storie, nelle tradizioni, però in questi casi anche la nautica ci dice che possiamo pensare a nuovi strumenti e penso che per i giovani in questo momento lo strumento che possiamo proporre è quello del surf. Quindi aiutarli in un mare difficile a stare in piedi su una tavola, a sentire il vento, percepirlo e seguirlo, perché anche sull'onda lunga chi sa fare bene il surf, chi sa seguire l'onda, la sa attraversare e superarla. Ecco, noi penso che in questo È momento il bellissima questa immagine, messaggio... Francesco. io penso che Anche sia perché c'è anche tanta indipendenza, devi dare gli strumenti, ma poi certo, per stare in equilibrio ed andare avanti e riconoscerla quell'onda devi fare da solo con quello che poi prima ti è stato dato. ma è questo il nostro compito, con i giovani non possiamo dettargli i processi e i passaggi che devono portare avanti. Dobbiamo, come dici tu, insegnargli a stare in equilibrio su una tavola anche che si costruiscono loro e poi riuscire a riconoscere quelli che possono essere le ebbrezze che si muovono e che ti danno la possibilità e poi avere il coraggio. Cioè avere il coraggio di affrontare l'onda, saperla cavalcare, sapendo che alla fine il tuo coraggio, la tua volontà ti porterà a superarla e a trovarti oltre l'onda, eventualmente pronto a incontrarne un'altra, ma nello stesso tempo a divertirti. E questo è quello che anche nel brano che abbiamo visto emergeva. I ragazzi si sono divertiti.
qualcuno ha criticato il testo, se gli ambienti erano belli, brutti, se cantavano bene. Io penso che con i giovani bisogna soltanto dargli la possibilità di esprimersi. Se la critica, se prendiamocela noi adulti su quello che abbiamo costruito in questi anni e quello che lasciamo a questi ragazzi, ma diamo a loro la possibilità di viversi un futuro e un mondo dove sarà sempre più la loro capacità di trovare nuove opportunità piuttosto che le nostre ad indicare strade che probabilmente sono obsolete e che non spuntano più da nessuna parte. La vivacità di questi giovani oggi ci porta a dire che bisogna continuare su questa strada, anzi dare sempre più opportunità, essere meno critici e essere meno barboni e soprattutto essere meno padri e meno madri, ma essere compagni, cioè la dimensione della maieutica, di chi sa che ciascuno di noi porta dentro qualcosa di prezioso e di importante e che lo deve esprimere e deve avere di fronte non soltanto chi critica, ma chi sa accoglierle e sa trasformare qualunque cosa possa uscire in bellezza. Penso che poi alla fine è la parola bellezza che oggi ha caratterizzato e vuole caratterizzare l'esperienza del Centro Tao. E con questa grande bellezza chiudiamo questo nostro appuntamento di Io Compro Siciliano Live, ringraziando immensamente Francesco Di Giovanni e Marco Mondino e tutti i ragazzi del Centro Tao. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, è stato un piacere condividere la nostra esperienza. Buona giornata. Sperando di ritrovarvi presto, ovviamente prossimo appuntamento, prossimo progetto, prossimo lavoro, siamo qui pronti a raccontarlo e farlo conoscere a tutti i nostri amici di Io Compro Siciliano Live. Grazie. Ti aspettiamo al Centro Tao. Con piacere, con piacere. E anche Buona oggi siamo giornata. arrivati alla fine, un po' in ritardo rispetto al solito, ma avevamo tanti ragazzi da conoscere e da scoprire. Torneremo comunque domani, sempre a mezzogiorno, con un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ciao!